Siamo in diretta. Buonasera a tutti, benvenuto a Matteo Leotto, benvenuto qui in questa Cormons virtuale, a dire il vero. Ciao, buonasera a tutti. E sono molto felice, Matteo, di parlare un po' con te questa sera e parlare di cinema e parlare un po' della tua storia, no? Tu sei un goriziano, quindi come dicevamo anche prima di andare in onda, questa terra che partorisce comunque delle personalità importanti come te, che si occupano comunque di cinema, che non è un settore facilissimo, sappiamo, e sei partito da Gorizia, ho visto che hai studiato comunque all'Accademia Nico Pepe, ho visto che comunque hai fatto un percorso molto, molto articolato e molto approfondito per arrivare al punto in cui sei arrivato, no? Quindi magari un po' vuoi presentarti tu ai nostri amici cormonesi, perché tu sei conosciuto in particolare per due film importanti, Zoran ed è stato anche Volevo fare la rockstar, girata appunto anche a Cormons. Però io lascerei la parola a te per una presentazione diciamo più completa della tua figura come regista e dopo magari entriamo un po' nel merito dei film che hai fatto e di quello che vorresti fare. Sì, allora io sono, mi definisco un autoctono, nel senso che nasco a Gorizia, studio a Gorizia e poi mi trasferisco abbastanza velocemente, insomma, prima a Trieste per un tentativo di università e poi subito a Udine per fare l'accademia. E insomma la passione per la regia in qualche modo c'è sempre stata, quindi insomma ho cercato stavo salutando mia moglie, perdonatemi. Organizzazioni familiari. Tranquillo. Che adesso appunto con queste interviste da casa, voglio dire, siamo sempre immersi in ambiti familiari, quindi senza nascondere è meglio far vedere che esistono, insomma. Certo. Mi sembra ancora più strano. Sì, dicevo, ho cominciato a studiare a Udine all'Accademia, ma già all'epoca insomma avevo la passione per la regia, quindi insomma sono stato fortunato perché ho trovato degli insegnanti molto validi in Accademia che in qualche modo hanno cercato di favorire, diciamo, l'estro di ogni studente, e quindi insomma mi ricordo che quando c'era da organizzare una regia, sebbene si trattasse di teatro, venivo coinvolto sempre, insomma, quindi questo mi ha dato grande, così, insomma, ho cominciato da lì a muovere i miei primi passi. Poi ho finito questa meravigliosa accademia e ho deciso di provare il centro sperimentale di cinematografia. Dico ho deciso di provare perché ovviamente insomma è una scuola, all'epoca mia diciamo c'erano 6 posti disponibili, le domande l'anno mio, me ne ricordo ancora, arrivate da tutta Italia erano 1281. E quindi diciamo ho fatto così un tentativo perché ho detto, boh, ma insomma, figurati se... E invece avevo portato il mio corto, 2 corti, insomma, e siamo stati selezionati in 12, poi questi 12 abbiamo fatto un mese e mezzo di scuola e dopo questo mese e mezzo di scuola 6 sono rimasti, tipo Grande Fratello, 6 sono rimasti e 6 sono andati a casa. E io sono insomma tra i sopravvissuti, diciamo. E quindi da lì Complimenti. che è partita un po' la mia storia, insomma, Roma è stata una città che mi ha formato, insomma, una città molto affascinante. Poi insomma io ero giovane, venivo dalla provincia, quindi insomma ricordo che chiamavo i miei amici a Gorizia il lunedì sera alle 11 di sera e dicevo: "Oh ragazzi, c'è il traffico, sono sul Lungotevere, sono fermo sul traffico". Mi sembrava una roba meravigliosa il fatto che ci fosse vita a qualsiasi ora del giorno e della notte, no? Abituato a vivere insomma in una città in cui insomma, a una certa ora si spegne un po' il mondo, almeno il mondo esterno, insomma, poi devi sapere dove andare a passare la notte, però insomma, e quindi insomma l'ho vissuto i primi anni con molto entusiasmo, questa città che mi ha dato tanto, perché mi ha dato tanto, e ho finito il centro sperimentale, insomma anche il centro sperimentale è stata un'esperienza molto bella, ovviamente. È stata un'esperienza, diciamo,
che ringrazio di aver fatto in età adulta, tra virgolette, nel senso che ero tra i più vecchi, cioè nel senso il corso di regia tendenzialmente prendevano persone, diciamo, al limiti con la possibilità di fare le domande, non mi ricordo quanti anni avessi, perché non vado sempre un po' in confusione sulle date, però appunto venivo da Gorizia e avevo bisogno di imparare, avevo voglia di imparare, quindi insomma per quanto facessi un sacco festa la sera, perché insomma mi sembrava un mondo veramente fantastico, come mi aveva insegnato mio nonno, insomma se la sera vuoi bere, la mattina però ti devi alzare presto, e quindi io con questo insegnamento appunto ero spesso l'ultimo che chiudeva le feste e il primo ad arrivare a scuola, insomma, e quindi il centro sperimentale poi è una scuola, insomma, come dire, il corso di regia, come potete ben immaginare, insomma, la regia è come dire, un lavoro, un'arte che si fa molta fatica ad insegnare. La regia è sapere un po' tutto, cioè un po' di tante cose, ma forse, diciamo, si può non sapere bene nulla. E quindi diciamo quello che mi ero imposto io era di seguire un po' tutte le lezioni, essendo lezioni aperte, per cui andavo a seguire lezioni di montaggio, di costume, scenografia, trucco, suono, sceneggiatura, insomma andavo ogni volta che c'era un insegnante che mi sembrava interessante, andavo, anche perché era possibile fare questo, insomma, auspicabile anzi, perché insomma se avessi seguito solo il corso di regia ovviamente sì, era un po' poco. E quindi diciamo da lì ho cominciato un po' a capire un po' che cosa avevo voglia di raccontare, un po' quali erano le mie passioni, i miei racconti. E quindi sono stato parecchi anni a Roma, ho finito il centro sperimentale e ho dovuto cominciare a lavorare perché vengo da una famiglia normale che quindi diciamo mi ha detto ti piace l'idea di andare a fare il cinema a Roma, prego vai. Quindi mi hanno aiutato giustamente i primi anni, però poi insomma hanno ovviamente detto vabbè adesso ti devi un po' arrangiare, quindi ho cominciato a lavorare in televisione, ho fatto molti anni in televisione, ho lavorato diciamo all'inizio, il mio primo lavoro fu meraviglioso, era Sfide, si chiamava, era un programma sportivo che andava in onda su Rai 3, quando ancora non c'era il conduttore, ma erano solamente dei documentari, diciamo, dai 10 ai 20 minuti l'uno. È stata un'esperienza formativa ovviamente entusiasmante. E poi ho cominciato a lavorare per una società per cui facevo un programma che si chiamava Delitti, che tra l'altro va ancora in onda adesso, ogni tanto insomma, le puntate che... Insomma, ho fatto un po' di pubblicità, insomma, e poi a un certo punto ho detto, vabbè, voglio fare il mio film. Qualche collega più anziano di me, insomma, continuava a dirmi sempre la stessa cosa, mi diceva occhio al mondo della televisione perché se cominci a guadagnare, cominci a entrarci dentro, farai sempre più fatica ad uscirne. E aveva ragione, insomma, quindi io me ne sono andato quando cominciavo a sentire la possibilità di starci un po' troppo. Ho rischiato molto perché ovviamente venivo da uno stipendio, venivo da un lavoro, facevo il regista, insomma, un lavoro riconosciuto, così. Me ne sono tornato a Gorizia e ho detto voglio provare a fare il mio primo film. Ho trovato un produttore pazzo quanto me, che si chiama Igor Princic, e ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto proviamoci, insomma. E poi è arrivato Zora, insomma. Tu hai fatto una bella gavetta, Matteo. Sì. E No, e poi nel frattempo ho lavorato tanto, ho lavorato in fabbrica, ho fatto il bagnino, assistente cuoco, assistente psichiatrico, insomma, ho fatto anche un sacco di lavori in mezzo che mi hanno dato un po' sì, il polso della situazione, cioè, mi hanno fatto capire che faccio il lavoro più bello del mondo e che devo ringraziare ogni giorno, insomma, perché c'è gente che se la passa molto, molto peggio e soprattutto appunto il mio lavoro è veramente molto, molto bello e quindi insomma ho potuto capirlo solo appunto perché poi mi sono dedicato anche ad altri mestieri. infatti, questo penso che sia anche un aspetto importante per chi fa il tuo lavoro. Tutti gli altri mestieri possono essere dei tasselli importanti in realtà poi da portare all'interno di un film, ad esempio di una sceneggiatura, penso. Ma adesso, prima di affrontare il discorso del tuo primo film, vorrei anche tornare un attimino indietro perché so che abbiamo un amico comune che è Edoardo Mauri, che mi ha detto che negli anni 90 avete girato un cortometraggio proprio qua a Cormons, giusto? Quindi Sì. penso che... E poi tu non solo sei legato a questo, ma hai delle origini cormonesi, mi pare. Quindi mi sembra che
il tuo collegamento, il tuo legame con Cormons parta da lontano, insomma, se vuoi Sì, raccontarci. no, parte da molto lontano, parte da Edoardo Mauri, eh, parte dalla passione per il vino bianco e parte dal fatto che mio nonno era cormonese. Mio padre ha vissuto qualche anno a Cormons, quindi ogni volta che veniamo a Cormons insieme, insomma, mio padre mi porta a vedere la casa dove sono cresciuti. Ma la cosa più divertente è che mio nonno era, io non ho mai conosciuto mio nonno, purtroppo, l'ho conosciuto solo attraverso i racconti di mio padre e delle persone che l'avevano conosciuto, perché mio nonno era il direttore dell'agraria di Cormons e quindi diciamo essere direttore dell'agraria di Cormons all'epoca era un po', venivi diciamo, c'era forse il prete, il maresciallo, il farmacista e poi arrivava insomma come celebrità, ecco, all'interno di un paese, anche perché insomma Cormons ancora oggi lo è, ma insomma ai tempi era una comunità rurale insomma, ancora molto più forte, insomma, quindi insomma, e quindi ho dei racconti molto, molto divertenti di mio padre che diceva che a casa loro non mancava mai da mangiare, perché spesso c'era un sacco di gente che aveva bisogno di semenze, di favori, di cose alla domenica mattina e quindi mio nonno era molto disponibile e lo chiamavano a qualsiasi ora del giorno e della notte e spesso per ringraziare mio nonno insomma, arrivava gente con dei polli, con dei tacchini, con delle galline, salami e quindi mio padre diceva che, appunto, guarda, che quando era piccolo vedeva uscire spesso mio nonno, cioè suo padre lo vedeva uscire spesso a domenica alle 7 di mattina e tornare a casa alle 7 e tre quarti con una gallina e i primi anni si chiedeva come fosse possibile, poi ha scoperto appunto che erano i regali che gli facevano tutti i suoi clienti per ringraziarlo che era così disponibile. Primo cortometraggio, forse il secondo cortometraggio, andammo a girarlo a Cormons per una combinazione di eventi che non ricordo nemmeno, però insomma, diciamo, mi affacciai a questa comunità così colorata ai tempi, ora un po' l'ho persa di vista, insomma, però ai tempi era veramente, mi affascinava veramente il mondo cormonese, insomma, poi con alcune persone sono ancora rimasto legato insomma, ce ne avevate sicuro, però ce ne avete ancora di rockstar voi. E quindi questo mi sembrava un bel... Insomma, sentivo che c'erano persone che mi assomigliavano in qualche modo, quindi insomma è stato un bel incontro. Diciamo che Cormons è variegata, no? È variegata, sì, e poi appunto la passione per il vino bianco, questa arriva da... Io dico sempre che non sarà mai troppo tardi quando qualche consorzio deciderà di farmi ambasciatore per tutti gli insegnamenti che ho portato del buon bere a Roma, perché ci sono veramente parecchie persone, tra cui anche, insomma, ora non sto qui a fare i nomi perché sembra è brutto, però parecchie anche persone insomma, che si occupano di cinema ad altissimi livelli che insomma mi chiamano spesso per chiedere un po' di consigli perché insomma all'inizio bevevano cose cattive e io piano piano sono riuscito a portarli diciamo verso il buon bere insomma. Non ultimo Paolo Virzì mi fece qualche anno fa una caricatura, lui è molto bravo a disegnare, eravamo a cena e mi fece una caricatura e c'è scritto mi sembra il mio spacciatore di Tokai, quindi insomma e quindi appunto è un appello che faccio sempre, magari un giorno qualcuno mi sente e mi dice vabbè facciamo l'appello anche da qui, no? Ti consegniamo l'onorificenza che non esiste ancora, ma io la vorrei perché veramente mi sono speso tanto, insomma. Ho fatto un duro lavoro, quindi... infatti, anche perché tramite persone come te si fa conoscere il nostro piccolo territorio alla fine, no? Assolutamente. Se pensi che la serie è stata vista tra il web e la rete, insomma, più o meno a puntata parliamo di 1.700.000 persone, insomma, che ora conoscono l'esistenza di Cormons, quindi in più, perché magari in tanti già la conoscevano, però insomma sì, è un bel volano sicuramente da sfruttare. E infatti, senti, sia Zoran che volevo fare la rockstar,
Mhm. raccontano la storia di vite complicate, di vite tipiche della nostra società, tra l'altro, no? Persone che con delusioni profonde, che hanno dovuto affrontare difficoltà. Vuoi Zoran perché comunque è una persona da sola, che è stata solo senza moglie, che comunque è avvezzo, vabbè, abituato a bere, alzare il gomito spesso, si trova con questo nipote, e quindi ad affrontare anche siccome uno, cioè come se si vedesse a un certo punto e capisse che la sua vita forse è il momento di cambiare questa vita. A parte appunto abbiamo questa serie TV, volevo fare la Rockstar, che tra l'altro ho letto che comunque deriva la storia da un blog di Valentina Sant'Andrea, no? Che anche qui racconta alla fine le sfaccettature di una famiglia, più sfaccettature della nostra, tra l'altro, vita quotidiana. Vuoi affronta le difficoltà di una ragazza che comunque rimane incinta da giovane, problemi legati anche alla sessualità, se vogliamo, no? Ecco, io credo che la gente voglia anche sentire qualche aneddoto particolare, sia di uno, sia di Zoran, sia di volevo fare la star, qualcosa che magari ti è rimasto impresso e che è anche divertente per i nostri ascoltatori, insomma, no? Raccontare qualche retroscena che magari possa un po' farli sorridere o comunque farli partecipare di questi comunque di film così importanti, ecco. Dalla zona in realtà è passato un bel po' di tempo, quindi insomma un po' la memoria comincia un po' a perdere, diciamo, un po' di vigore, ma sicuramente, diciamo, quello che ho sempre detto, sempre ripetuto è che in Zoran, che era un film che avevo scritto anche, insomma, era la mia opera prima, sicuramente ho messo dentro veramente tante cose che avevo visto e sentito, cioè credo che il 90% di quel film, insomma, parte da una base di verità. E, non so se vi ricordate, c'era un cane di porcellana dal nome Helmut, che è il cane di porcellana che Battiston rompe, distrugge una sera tornando a casa, insomma, che era il cane che si era portato Zoran. E, io avevo una zia che ci regalò a casa un cane di porcellana. E una zia, diciamo, che non vedevamo tanto spesso, quindi veniva a trovarci raramente. E, quel cane di porcellana era veramente brutto, era veramente un mostro. Però la zia aveva speso molti denari, questo si diceva in famiglia, per cui insomma io ero bambino, quindi insomma io con molta franchezza a mia madre dissi: ma questo cane mi fa schifo, mi fa paura, anzi tra paura e schifo. E quindi mi faceva molto sorridere, perché poi la zia, insomma, rimase in casa 3-4 giorni e mio padre, mosso da compassione, prese questo cane e lo mise in garage, quindi in mezzo a 1000 cianfrusaglie. Passarono, che ne so, 6-7 mesi, e un giorno tornai da scuola e vidi il cane di porcellana in soggiorno. E allora capii che stava arrivando la zia. Quindi tendenzialmente questo cane di porcellana veniva, diciamo, nascosto e ricompariva ogni volta che la zia veniva a trovarci. E per me era proprio il segnale, cioè sta arrivando la zia, lo capivo dal fatto che aprivo la porta e c'era questo cane enorme. E quindi, diciamo, io nel film, non era lui, ovviamente, non era quel cane enorme lì, però, diciamo, avevo voglia di romperlo, di spaccarlo, di fargli fare una brutta fine. Era anche come così, un messaggio di libertà, un messaggio insomma, che avevo voglia, voglia e bisogno che quel cane facesse una brutta fine. E quindi l'ho messo dentro, insomma, e questa è una cosa che ovviamente nessuno sa, perché poi, insomma, sembra una scena molto contestualizzata, molto, quindi... Ma la zia, adesso che ti ascolta, non c'è. La zia non c'è più, povera. La zia non c'è più, faccia l'anima sua. Grazie all'anima sua, va Sì, bene. quindi insomma, sì, No, però ma insomma sei è una zia liberato di quel abbastanza caso. simpatica, quindi secondo me, se mi sta ascoltando, una Ce l'ha. risata se la sta facendo. Insomma. Altri aneddoti, se ti vengono in mente?
E, Battistone, ad esempio, che è fantastico. Battistone, diciamo, uno scherzo che gli facevo spesso, siccome abbiamo passato molto tempo a capire che cosa dovesse bere Battistone sul set, perché ovviamente visto che beveva, visto che poi un Chuck si ripete tante volte, insomma, un giorno è arrivato a bere 8 litri di questa bevanda. Quindi ovviamente poi l'abbiamo perso la seconda parte della giornata perché passava giustamente il suo tempo al bagno perché con 8 litri di... Allora Battistone non ama le cose dolci, quindi insomma abbiamo fatto un grande test, così alla fine era un infuso di malva, che però c'era diciamo l'attrezzista che è la persona che deve occuparsi di tutto quello che viene messo e portato in scena. Aveva proprio trovato un'alchimia, cioè ci voleva 1,5 litri d'acqua, 20 grammi di malva e doveva stare lì per 15 minuti e poi filtrarla, insomma, perché aveva il colore perfetto. Abbiamo fatto delle prove, perché appunto insomma, era un film dove il vino era uno dei protagonisti, mentre non possiamo fare quelle robe che mettiamo del banale succo di mirtillo o insomma una roba invece doveva essere... E poi appunto doveva berne proprio tanto, Giuseppe. Solo che io gli facevo degli scherzetti perché ogni tanto, soprattutto la mattina presto, quando cominciavamo a girare alle 6, gli sostituivo questa bevanda di malva con del Tokai e lui essendo un grande attore ovviamente il primo bicchiere ce lo beveva senza, ovviamente senza modificare il volto, quindi insomma era... E niente, poi insomma qualche insulto, molte risate sul set e questo era il mio gioco preferito, diciamo, sostituire la bevanda a Giuseppe la mattina presto, soprattutto quando... E poi, siccome ho sempre odiato nel cinema le scene a tavola, mi sono sempre sembrate delle scene molto finte, quando la gente mangia, insomma, siccome avevo voglia e bisogno di raccontare un film che fosse fisico, un film che fosse in 3D, diciamo, non bidimensionale, anche le scene dove c'era Giuseppe Battistone Paolo che mangiava a casa della sua ex moglie con il marito. Mi interessava appunto che da una parte ci fosse l'ex moglie e il marito che mangiavano in maniera compita e dall'altra parte ci fosse questo orso che ingurgitava. E allora anche lì abbiamo fatto dei test sul goulash, che una volta mangiato il goulash, una sera abbiamo fatto arrivare sul set 4 tipi di goulash diversi da 4 posti. Lui ha mangiato, ha assaggiato, ha detto vorrei questo. E allora facevamo combaciare le scene dove doveva mangiare il goulash verso l'ora di pranzo perché ne ha dovuto mangiare veramente tanto, insomma. E non è facile, ovviamente, perché poi uno mangia tanto quando ha voglia di mangiare tanto, ma non è che a comando, diciamo, anche se di buona forchetta non è così facile. È stato, insomma, faticoso, poi uno dice, insomma, c'è gente che va a lavorare in miniera, per l'amor del cielo, non sto dicendo questo, non sto dicendo questo, però voglio dire, è stato... e quindi mi ricordo appunto i test sia sulla pasta, sulla goulash, sia sulla pasta al forno, che era l'altra scena di cibo con Giuseppe. Insomma. Che forte. Questi sono i racconti. Volevo fare la rockstar invece. Allora, com'è stato innanzitutto l'approccio con Cormons? Ma Dopo gli anni. è stato bello, è stato emozionante perché poi siamo arrivati a Cormons a girare, abbiamo girato subito questa festa accanto alla piazza del comune dove avevamo organizzato il nostro negozio insomma di Battistone e è stato bello stare lì la notte, insomma la gente ci ha accolto benissimo. Non parlo nemmeno delle persone che non ci hanno accolto perché sono talmente poche e anche con le loro ragioni ovviamente perché poi quando uno sì, fino alle 4:30 di mattina urla sotto la finestra di casa è ovvio che uno si può innervosire insomma. Però veramente non ne parlo perché hanno ragione spesso e perché sono state veramente una percentuale proprio irrisoria. Il resto della comunità era molto curiosa, molto partecipe, c'era chi ci portava da mangiare, chi ci portava da bere, poi insomma arrivava sempre qualcuno che conosceva mio nonno, quindi insomma c'avevo sempre un modo per scambiare delle chiacchiere così, quindi insomma mi sono trovato molto a casa e anche gli attori insomma ho percepito che hanno sentito diciamo questo calore, ecco questo calore diciamo, quindi bello, insomma, sono proprio contento di aver scelto Cormons, che assieme a Gorizia appunto hanno formato questo paese immaginario che si chiama Caselonghe,
che dico sempre, insomma, che è il perfetto mix tra Gorizia e Cormons. Ma c'è la possibilità di avere il bis, di volevo fare la rockstar? Ma allora, noi stiamo lavorando adesso, stiamo lavorando in fase di scrittura, quindi insomma adesso ho finito una riunione, adesso ne ricomincio un'altra tra un'ora. Stiamo lavorando sulle sceneggiature, e quindi sì, noi siamo in pista e siamo in moto. Ovviamente purtroppo non dipende da noi questa volta, perché questo Covid-19 un po' insomma, come per tanti mestieri, come per tutti i mestieri, in realtà sta imponendo un po' nuove regole, quindi il cinema, il teatro e la musica, insomma, sono tra i settori che saranno più colpiti, ovviamente, perché il cinema, se non puoi mettere due persone vicine, non si fa. Noi che stiamo dietro la macchina da presa possiamo anche essere vestiti con gli scafandri e respirare con le bombole, però due attori che in macchina devono parlare li devi mettere. E quindi per lo stesso per il teatro, lo stesso per la musica dal vivo, insomma, e quindi adesso insomma, stanno cercando le soluzioni per capire come si può fare, insomma, perché ovviamente sai, il calcio è ripartito, quindi insomma, quello è. Io non amo il calcio, sono indignato che sia ripartito prima il calcio che le scuole, pur essendo un filo governativo, nel senso che secondo me sono molto contento ci sia stato questo governo e non un altro a gestire questa emergenza. Però ovviamente gli errori li hanno fatti, però voglio dire, appunto, essendo un'emergenza, voglio dire, non mi sento sicuramente di essere aggressivo nei confronti di chi ha cercato di gestire al meglio questa emergenza, insomma. Quindi appunto far ripartire prima il calcio che le scuole lo considero un errore, ma insomma, ciò nonostante non scredito invece tutto il lavoro fatto. Però appunto il calcio è ripartito, quindi insomma questi stanno vicini, esultano, sputano, quindi fanno tutte cose altamente a rischio, quindi un po' vediamo un po' che cosa succederà, insomma. Ecco, intanto è arrivato anche Edoardo che dice: ho passato giornate intere col mitico Novel alla ricerca delle location. Gianluca Novel è il responsabile, è stato uno dei responsabili della Film Commission che si è occupato della prima ricerca di location. E quindi quando abbiamo deciso di girare a Cormons, io ho detto, ma io ho un amico a Cormons, ho dato il numero di Edoardo e da quel momento Edoardo è diventato il nostro uomo a Lavana, diciamo, era quello che chiamavamo sempre per chiedere informazioni, ma tu sai di chi è quella casa, tu sai, perché poi il lavoro bellissimo si fa proprio così, andando di casa in casa, suonando, citofonando, insomma, chiedendo, quindi appunto bevendo bicchieri, chiacchierando, insomma, è veramente poi la fase delle location è una fase molto, molto divertente del lavoro, insomma. Immagino. Ma scusa, e tornando appunto al discorso della ripresa, che anch'io mi auguro che ci sia la ripresa, sia naturalmente sia per la cultura in generale, naturalmente anche la cinematografia, no? Perché sono dei settori trainanti della nostra Italia, no? Perché cultura, proprio il nostro paese è anche cultura, no? Per fare ecco, quando si parla di un film che noi vediamo il prodotto finito, ma quanta gente ci lavora? Una curiosità che ho sempre avuto e non so niente. Tantissima, diciamo le troupe vanno per Zoran eravamo credo in 55, per la serie vicino ai 100, senza gli attori ovviamente. Ed è per questo motivo che fare un film ha dei costi incredibili, no? Perché poi la gente non riesce a capire perché un film di costi vivi, costa 700-800 mila euro, insomma, 1 milione. Perché sono tante persone che devono essere alloggiate, sistemate, a cui viene dato da mangiare, con delle attrezzature tecniche molto costose, e quindi insomma, somma, e si arriva a quelle cifre. Quindi sì, più o meno diciamo un centinaio, dai 50 alle 100 persone in base al progetto, in base alla difficoltà del progetto, ecco. Certo. Quindi veramente in questi mesi tante persone sono rimaste ferme, no? Anche loro.
Certo, ma infatti voglio dire, il problema non sono io sono un eletto, io sono un regista e quindi ovviamente i soldi che guadagnavano i miei colleghi 20 anni fa sono ben che finiti, insomma, ma come in tutti i mestieri, insomma. Però ovviamente non mi posso lamentare, non posso lamentare perché ho la possibilità di stare qualche mese fermo. Il problema sono i lavoratori invece in generale, perché per loro invece il problema è più serio, perché ovviamente percepiscono stipendi quasi normali e ovviamente uno può stare fermo un tot, ma il tot è ben che passato, insomma, quindi insomma, mi sto un po' battendo con varie, insomma, in varie forme, adesso stiamo vedendo, capendo cosa fare, insomma, però appunto, come dico, non tanto per me, quanto per chi invece, insomma, nel cinema porta avanti la carretta senza che nessuno lo sappia, insomma, questo è eh, Mhm. sì, questo è il mio compito adesso, cercare insomma, di portare dignità per i lavoratori e per cercare di far ripartire un po' questo settore perché ci sono tante famiglie. In Italia ci sono 200.000 persone che si occupano di cinema, insomma, siamo in tanti. Certo. Quindi sono 200.000 famiglie, non sono 200.000 registi, insomma. Registi saremmo 1.000, ma meno di 1.000, secondo me siamo 500 e tutto il resto è il problema, insomma. Togli altre, insomma, non so, però metti che 10.000 persone possono stare ferme 5 mesi e il resto no, e quindi speriamo. Allora, siamo già sulla nostra, sono 31 minuti. Ti voglio chiedere ancora una cosa. Vai, vai, Prossimo progetto, quindi è la continuazione del volevo fare la rockstar, giusto? sì. Ok. Sì, sì, stiamo lavorando, adesso capiamo un po' i tempi, le tempistiche, insomma, e capiamo questa famosa seconda onda di cui qualcuno parla, che ovviamente arriverebbe a falciarci il lavoro e a sospenderlo, quindi insomma veramente non si sa nulla purtroppo. Ed è per questo il motivo per cui insomma, non possiamo ancora fare nessun tipo di dichiarazione perché non esiste nessun tipo di dichiarazione, non esiste ancora una troupe, insomma stiamo lavorando alla scrittura appunto, quindi però appunto non è detto, ovviamente tocchiamo tutto quello che c'è da toccare, ma insomma non è automatico, ecco, che dalla scrittura si passi alla produzione, quindi speriamo che ciò accada e noi stiamo lavorando per questo, insomma. Una domanda impegnativa forse, ma magari Sei pronto? approfondiremo un altro momento. La situazione del cinema italiano al di là del coronavirus, qual è? Ma io lo trovo molto in forma il cinema italiano, al di là del coronavirus, ovviamente. Si vedono bei film, sta arrivando una generazione nuova, senza però per forza insomma scalzare la generazione vecchia, perché insomma non è il principio del basta che sia giovane, non sono d'accordo su questo, insomma. Basta che sia interessante dal mio punto di vista, basta che sia intelligente. Però appunto sta arrivando una generazione che ha delle belle idee, ha delle belle cose da raccontare, insomma, quindi insomma sì, si vedono, io ho visto dei bei film, essendo stato candidato ai David di Donatello, sono anche giurato automaticamente e quindi ho la possibilità di vedere un po' tutti i film, anzi tutti i film usciti nell'anno come giurato e devo dire, ovviamente insomma, ne guardo insomma, alcuni, quelli che non riesco a vedere al cinema, insomma, quelli un po' più piccoli, e devo dire che la sensazione di una salute ferrea. Poi sì, ogni volta si dice potrebbe andare peggio, ogni volta si dice potrebbe andare meglio, insomma, questo sicuro, però insomma io mi sento di dire che è in forma e siamo pronti si raccontano anche belle storie, insomma, si cominciano anche a raccontare storie un po' con un'umanità diversa, insomma, anche la televisione insomma, la Rai, la stessa Rai, insomma, ha cominciato a coinvolgere nei progetti anche i registi un po' più giovani, perché io sono considerato giovane ancora, pur avendo superato i 40 anni, e in Italia sei giovane fino ai 50 e dai 51 sei vecchio, quindi c'è solo un anno in cui puoi essere normale.
Poi ma qualche cosa sei giovane, poi qualche cosa invece sei vecchio, esatto, diciamo. esatto, Quindi, dipende. Però diciamo appunto io sono fiducioso e appunto dicevo anche per la televisione, insomma ho visto che c'è la possibilità insomma che la Rai ha sentito il bisogno di chiamare registi nuovi perché ha bisogno anche di prodotti nuovi, insomma, e volevo fare la Rockstar in qualche modo è un po' questo, insomma, io sono molto felice, sono molto orgoglioso di voler fare la Rockstar perché all'inizio ero molto spaventato perché ho detto chissà cosa potremmo fare, ma soprattutto chissà cosa non potremmo fare. E invece abbiamo potuto fare tutto quello che volevamo, raccontare che per me era il minimo, no? Però diciamo in anni diversi sicuramente magari qualcosa sarebbe stato un po' più faticoso dirlo e invece diciamo nonostante due uomini si bacino davanti a una chiesa, diciamo, io sono comunque, cioè comunque mi è parso un racconto di estrema normalità, ecco, di estrema normalità, che per me è la chiave di tutto, cioè quando, per parlare di omosessualità, quando l'omosessualità diventerà normalità, allora avremo vinto, cioè quando non dovremo più parlarne, quando non dovremo più quando la stessa comunità LGBT dice noi facciamo il Gay Pride solo perché ancora voi avete bisogno che se ne parli, ma il giorno che la gente ci lascerà in pace, ci lascerà amare chi vogliamo, ci lascerà avere le famiglie che vogliamo, vi assicuro che noi non andremo più in piazza. E quindi appunto la normalità come eccellenza, non come banalizzazione del quotidiano, ma la normalità intesa come siamo arrivati ad un punto e non si torna più indietro. Ecco. Poi certo, in America ci sono dei poliziotti che uccidono delle persone, quindi ovviamente indietro c'è sempre qualche farabutto infame che fa ritornare, come dire, che fa perdere posizioni alle cose che abbiamo conquistato. Però devo dire appunto che tornando a bomba, scusate un attimo il pippone, perché sono giorni insomma in cui veramente c'è da indignarsi tanto. Sono contento appunto che la Rai abbia questa voglia e devo dire che insomma sono stati molto bravi da che si sono fidati di me, che ero signor nessuno, avevo fatto un film 8 anni fa, mi hanno lasciato lavorare in pace, mi hanno sorretto, diciamo, come angeli custodi senza essere pesanti e pressanti. Quando ho rischiato insomma, quando mi vedevano in bilico mi riportavano sulla retta via, però allo stesso tempo insomma ci siamo presi insomma, la libertà di raccontare le cose che volevamo raccontare. Quindi insomma tornando appunto al discorso iniziale, mi sembra che il cinema, e ci metto dentro anche la televisione, insomma, stiano facendo dei passi in avanti. Poi certo, esiste ancora tutto un mondo che non ci piace, non ci convince, però diciamo, essendo io un ottimista, un inguaribile ottimista, insomma, penso che si debba e si possa guardare anche il futuro appunto, con ottimismo. Ecco. bene. Senti, qua, questa è una domanda interessante. Sempre Edoardo dice: quali sono i film che porti nel cuore e quali quelli che ti hanno ispirato maggiormente? Ma vari per vari aspetti, diciamo. Allora, alcuni, Fargo dei Coen, amo i Coen profondamente da sempre. Amo il cinema di Ken Loach da sempre. Ho amato molto un film che si intitolava Los lunes al sol, I lunedì al sole con Javier Bardem di un bel po' di anni fa. Ho amato un film che si chiamava Little Miss Sunshine di un paio d'anni fa. Credo che Kubrick li abbia fatti tutti, perché Kubrick è l'unico regista che si è permesso di fare un film di guerra, un film di fantascienza, cioè ha fatto il miglior film di guerra, il miglior film di fantascienza, il miglior film intimista, insomma, quindi diciamo Kubrick tutto. E poi tanti film qua e là, insomma. Quando mi chiedevano quale film avrei voluto girare, ho risposto per molti anni Titanic, perché,
perché proprio, ecco, vedendo Titanic al cinema, non mi ricordo neanche che anno fosse, quindi probabilmente non mi occupavo ancora di cinema, ma ripensandoci o rivedendolo in TV così, mi sembra veramente un film incredibile, dove la macchina cinematografica è proprio portata agli estremi livelli. E quindi così, mi piaceva l'idea ehm, di girarlo. Insomma, adesso magari forse non sarebbe nemmeno più il mio film preferito da girare. Però diciamo, ecco, questi sono i film poi c'è tanto Angelopoulos, c'è insomma poi i film quelli più strutturati, diciamo, che ogni regista e ogni cineasta deve guardare, quelli me li sono visti praticamente tutti e ne ho amati veramente tanti, insomma, sì, insomma, sì, tanti. Quindi, però così, insomma, è sempre una domanda difficile veramente, perché poi sì. Certo, è sempre una domanda difficile perché poi ti vengono in mente tante cose, no? Tante No, infatti, elaborazioni di sì. quello. Eh sì, certo. Tendenzialmente diciamo vado al cinema e se il film è bello guardo la storia e non mi interessa di nulla altro. Se il film è brutto comincio a guardare tutto ed è una noia mortale, comincio a guardare i costumi, la luce, il montaggio. E quindi insomma, però devo dire che appunto, cioè, insomma, vado al cinema senza aspettative, cerco di andare al cinema senza troppe aspettative perché così faccio più facile emozionarmi, insomma. Certo. L'ultima domanda che ti pongo, ti ha mai coinvolto qualche scuola? Sì, mi ha coinvolto, sì, parecchie volte, ho fatto varie cose e mi entusiasma tantissimo. L'idea di lavorare con i ragazzi, ho sia fatto dei lavori in età un po' più, insomma, quando ero un po' più giovane, che avevo un po' più di tempo, perché adesso sarebbe un po' più complesso, però invece negli ultimi anni spesso mi chiamano per delle chiacchiere, per vedere un film e poi parlarne. Sono andato in una scuola elementare a parlare di effetti speciali, è stato bellissimo. Scuole medie, scuole superiori, c'è un amico, un caro amico, un cantautore bravissimo, si chiama Piero Sidoti di Udine e lui è insegnante e mi chiama spesso a fare delle cose, per cui mi piace molto perché mi sento già vecchio ovviamente io e quindi stare un po' con i ragazzi un po' più giovani mi piace molto perché mi dà un po' il polso di dove sta andando sto tremendo mondo. Esatto. Senti, l'ultima domanda, qui mi chiede Michele Toffol, facendo gli scongiuri, nel seguito di Volevo fare la rockstar, ci saranno gli stessi attori? Beh, diciamo i principali sicuramente sì. Poi alcuni mancheranno, però insomma i cinque nomi grossi ovviamente sì. Sì, Bene. stiamo scrivendo per loro. Bene, allora attendiamo con ansia di nuovo qua a Cormons tutta la troupe. E Matteo, adesso abbiamo detto, boh, abbiamo sforato i nostri 30 minuti, ma insomma ci ha fatto tanto piacere Grazie, grazie. ascoltarti e ti aspettiamo di nuovo a Cormons fisicamente per un buon bicchiere di vino a questo punto Sarà anche presto, e sarà speriamo che presto. uno colga la tua È così. il mio appello, disperato appello. Va bene, grazie Bene, Matteo, un buona saluto a tutti. serata. Buona serata, Grazie. ciao, ciao, Ciao. Saluto ciao. Edoardo Mauri, un saluto. Sicuro, Ciao. ciao. A presto, ciao, ciao, ciao.